24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. 47esima edizione di Mineral Show a Verona. Anche quest'anno siete i benvenuti alla grande esposizione di pietre preziose, minerali, bigiotteria, fossili e accessori moda. Geoshop, ninnoli e bijou. Un nuovo mondo di regali. Dal 9 all'11 dicembre, dalle ore 9 alle 19 alla Fiera di Verona. Arriva la rivolta delle province. Dopo la batosta che la manovra presentata da Mario Monti riserva agli enti provinciali italiani, che entro il 30 aprile 2012 saranno svuotati delle loro funzioni e costretti a trasferire personale, risorse finanziarie e competenze alle regioni e ai comuni, i presidenti delle province si sono riuniti oggi a Roma in Assemblea Nazionale per protestare e stabilire un piano di resistenza. Sono volati a Roma anche Barbara Degani, numero 1 della provincia di Padova, Leonardo Muraro dell'Ente di Treviso e la Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia. Si è voluto colpire l'anello debole della catena, ha detto Barbara Degani del PDL, raggiunta da noi al telefono. I presidenti della provincia veneti si sono portati a Roma un recente studio della Bocconi che precisa che le province incidono per un misero 1,4% sui costi della spesa pubblica, molto meno di comuni e regioni. Vengo mandato a casa con un blitz dittatoriale da chi non è nemmeno stato eletto dai cittadini, è il commento duro di Muraro. Da una dittatura catto-comunista guidata da un presidente della Repubblica comunista, Napolitano. Insomma, la politica insorge e questa battaglia promette di diventare una guerra, anche perché a Vicenza e Belluno le province dovrebbero andare ad elezioni in primavera. Organizzeremo tutte le rivolte che saranno necessarie, assicura la Degani. Sembra la prima grana seria del neonato governo Monti. L'assessore regionale alla pesca Franco Manzato ha incontrato il ministro delle politiche agricole Mario Catania, al quale ha illustrato le problematiche dei pescatori veneti che operano entro le 3 miglia e con i quali lo stesso assessore si era confrontato la scorsa settimana. Ho fatto presente al Ministro che con i colleghi di Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia abbiamo fissato le priorità dell'Alto Adriatico relative a questa particolare categoria di pesca, ha sottolineato Manzato, penalizzata da norme europee che non considerano le caratteristiche uniche di questo braccio di mare. Applicare nell'Adriatico settentrionale queste regole significa esercitare una pesca totalmente inappropriata e in certi casi addirittura dannosa all'ambiente e agli operatori del settore. Non mi arrabbio per faccende del genere, le considero frutto di ordinaria ignoranza. Si vede che alle elementari la geografia non si insegna più, come una volta. Mi stupisco però che un quotidiano come La Stampa abbia lasciato transitare uno sbarione del genere. Marino Finozzi, assessore al turismo, è sconcertato per lo speciale sci del giornale torinese, che ha inserito Cortina d'Ampezzo nel box dedicato al Trentino Alto Adige. Noi ci ostiniamo a ribadire che Cortina è in provincia di Belluno, ha dichiarato Finozzi. Dispiace che troppo spesso venga collocata in altra regione, non per una questione di tipo nazionalistico, ma solo perché si offende la verità. La Guardia di Finanza di Vittorio Veneto ha arrestato una coppia, lui lavoratore dipendente e lei artigiana, che avevano prestato soldi ad un amico in difficoltà, applicando tassi di interesse fino al 400%. Le indagini hanno permesso di constatare che per l'anno 2007, a fronte di un prestito avvenuto mediante 33 assegni per un importo complessivo di 200.000 euro, è stata restituita a mezzo di 45 assegni una somma complessiva di oltre 300.000 euro. Importi analoghi anche per il 2008. Immediata la denuncia per il reato di usura per i 2 coniugi che sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Treviso. Tanti la contestano, eppure sui fatti sembra che qualcosa abbia fatto, le borse stanno andando meglio, lo spread si è ridotto.
Ma considerando il tempo che ha avuto Monti per prepararla, voglio dire, mi pare assolutamente equilibrata. Certamente si può fare meglio, ma va bene anche così. Cosa si muove sicuramente, però ecco, è una cosa un po' pesante per tutti, secondo me sarà molto pesante per i cittadini. Non l'ho ancora letta bene, quindi non mi sono ancora fatto un'idea precisa. Se uno vuole guardare in una situazione normale, dice che è molto pesante e quasi distruttiva. Ma nelle situazioni in cui ci troviamo, obiettivamente non si poteva fare diversamente. Non mi interesso di queste cose. È un salasso che mi pare punisce ulteriormente i cittadini, visto che l'hanno combinato le banche sta cosa, e secondo me ci guadagneranno le banche da questa situazione. Nessuno si lamenta, cioè, non ho visto ancora che nessuno si lamenta, eppure hanno toccato un sacco delle cose di tutti. La RAI nelle mani di Equitalia. I cittadini di Portogruaro non pagano il canone perché da un anno non prendono il segnale e l'azienda di Vele Mazzini blocca le auto. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Quarantasettesima edizione di Mineral Show a Verona. Anche quest'anno siete i benvenuti alla grande esposizione di pietre preziose, minerali, bigiotteria, fossili e accessori moda. Geoshop, ninnoli e bijou. Un nuovo mondo di regali. Dal 9 all'11 dicembre, dalle ore 9 alle 19 alla Fiera di Verona. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.